Myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watch when I dive in, and I never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Grazie. Bravissima la voce, che voce, Sofia Pozzobon, bellissima voce. Io ringrazio veramente la musica di Angela che ci porta questi ragazzi, questi giovani, che possiamo ascoltarli su queste note bellissime di queste canzoni meravigliose con delle voci, scusatemi, stupende. Allora io ringrazio Angiolino Piva e Andrea Sari che ci hanno lasciato, sono in studio ma ci hanno lasciato, perché? Perché hanno lasciato il posto a altri due ospiti. Stasera una marea di ospiti. Ve li presento subito. Abbiamo la docente Alessandra Fusaro, dirigente del Maffioli di Castelfranco Veneto. Assieme a lei c'è anche Marco Valletta, docente anche lui. Allora, iniziamo da lei. Buonasera, grazie di essere qui e di aver accettato questo invito. Allora, questo adesso sono due tagli. Nella prima parte, professoressa, abbiamo parlato di bravi giovani, di giovani che si danno da fare, di giovani nel mondo del volontariato, che cercano di aiutare gli altri, e ce ne sono tantissimi. Però nella seconda parte io vorrei parlare anche di queste mele marce, purtroppo, che ci sono, e non è tutta colpa loro, però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlarne, e loro dicono ascoltateci di più. Come vuole iniziare, professoressa?
È un argomento abbastanza delicato. Io ritengo che finché ci sia la possibilità di formare i giovani, anche quelle famose mele marce possono essere recuperate, e questo è un lavoro che deve fare la scuola assieme alla famiglia. Non per niente si parla tanto di patto di corresponsabilità a tutti, credo, i livelli anche politici, e io ritengo che il patto debba essere uno strumento essenziale in questo momento, in questo anche momento storico, se vogliamo. È vero, ci sono dei casi sempre più difficili all'interno delle nostre scuole, perché magari i ragazzi sono indotti da questa velocità di pensiero e anche di condivisione sui social ad azioni che sembrano così naturali e veloci da compiersi, ma che in realtà hanno conseguenze pesanti. Quindi spesso sono indotti a comportarsi male per il fatto che sono inseriti in un gruppo, magari che li ha indotti a comportarsi male, ma personalmente in loro non c'è la reale volontà di fare del male, semplicemente le circostanze li hanno portati a determinate azioni. Ed ecco che qui vuol dire che manca qualcosa a livello di famiglia e a livello di scuola e di contesto sociale, perché non si può incolpare solo la famiglia, solo la scuola o solo la parrocchia. Bisogna fare più sinergia. Bisogna fare sintesi, certo. Però questi ragazzi, secondo lei, se li grattiamo bene, anche questi bulletti che vediamo, io li conosco anche bene, poi mi piacciono tanto i bulli quando li trovo, proprio mi piace tanto, perché quando tu prendi il capo branco, gli altri si disperdono, spariscono, si sciolgono come neve al sole. Tu devi prendere il capo branco, quando hai preso lui spariscono tutti. Cos'è per loro avere un punto di riferimento? Tanto è vero che loro cercano un punto di riferimento su queste persone che alle volte sono anche negative. Nella scuola spesso succede che il leader negativo di riferimento sia colui che non ha magari un buon successo scolastico, per cui bisogna di essere, come dire, deve avere la fiducia degli altri e quindi riesce ad attrarre quelli più deboli, manifestandosi ai loro occhi come uno che è in grado invece di dirigere, di affrontare, di risolvere, coinvolgendo in una situazione di solito che non è mai conforme alle regole. Perché all'interno della struttura scolastica che è normata da regole, e lì è un fallito, no? Perché magari non va bene a scuola, non ha grosse amicizie. Nel momento in cui invece comincia a ragionare su altri punti di vista, riesce ad attirare a sé quelli che si sentono alla stessa stregua. E quindi nascono queste gang, chiamiamole così, queste bande, e devo dire, noi abbiamo fatto un percorso scolastico con una start-up e la restituzione dell'associazione che ha lavorato contro la dispersione proprio in questa direzione. Dice che spesso i ragazzini che in qualche modo non sono capiti né dalla famiglia né dalla scuola, perché non riescono a emergere in maniera positiva, tendono a riunirsi magari in zone particolarmente anche delimitate all'interno della città per fare delle risse, per provocare, per creare situazioni che sembrano per loro delle pagliacciate, ma che in realtà poi hanno anche delle ripercussioni gravi, gravissime. Bravissime. Marco Valletta, anche lei, cosa ci vuole dire, professore? Grazie intanto di essere venuto, grazie Marco, veramente. Grazie. No, quello che io vorrei porre l'accento è su un po' quello che noi adulti potremmo fare e dobbiamo fare. Allora io dico sempre che a scuola non si viene per imparare in senso stretto, a scuola si viene per vivere in un ambiente civile, no? Di confronto, un ambiente sociale dove l'opportunità di dialogare insieme all'interno di una piccola società che è la classe, bisogna tirare fuori le opportunità positive, no? Quindi vedere la scuola, così come anche il nucleo familiare, un'attività esterna, come un'attività di confronto e di dialogo. Però noi adulti dovremmo essere più coerenti, noi adulti dovremmo essere più attenti a quelli che sono i dettagli dei comportamenti dei ragazzi. Non possiamo dire che il ragazzo è fatto così, no? Dobbiamo dare degli strumenti e metterci in condizioni affinché i ragazzi possano cambiare anche dentro la scuola. E allora la coerenza è data non sul rigore della disciplina in maniera, diciamo così, rigida, ma la coerenza è data su far capire che certi valori vanno perseguiti dalla prima elementare fino alle superiori, che sono il rispetto dell'altro, il rispetto del mio banco dove lavoro, il rispetto di non buttare la carta per terra. Allora sono sulle piccole cose dove la coerenza dell'adulto può avere la ricaduta sull'allievo.
ma poi si vive anche di esempi. Esatto. Quello che Allora volevo gli dire. esempi, noi adulti non siamo particolarmente bravi, noi adulti sbagliamo. Allora faccio un esempio, mi permette di farlo liberamente, Certo. no? Nel momento dell'intervallo a scuola, dove noi docenti dovremmo assistere affinché i ragazzi si comportino bene, se io vedo un ragazzo che butta la carta per terra, non posso semplicemente rimproverare il ragazzo, magari faccio il gesto di andarla a prendere, raccogliere la carta, buttarla nel cestino, fare la raccolta differenziata. Forse questo potrebbe essere più efficace perché il ragazzo possa capire, beh, se l'ha fatto lui posso farlo anch'io. Allora io credo molto che la coerenza dei comportamenti, degli stili comportamentali, è un po' il rispetto, diciamo così, di quello che è io ti faccio vedere come si vive nell'esempio, forse questo potrebbe essere un deterrente. Purtroppo noi adulti, perché i ragazzi sono più bravi di noi in certi contesti, e quasi sempre, noi adulti non siamo così bravi e questo vale in un mondo sociale. Facciamo l'esempio del parcheggiare in doppia fila, è diventato ormai una normalità. Una volta, guarda, quello ha parcheggiato in doppia fila, oggi tutti ci sentiamo in diritto di parcheggiare in doppia fila. Non è un atteggiamento corretto, io devo Telefonino rispettare. in macchina? Oppure parcheggiare sul posto del disabile, Esatto. no? Oppure c'è il luogo, adesso nei grandi centri c'è il luogo per la mamma partoriente, la mamma incinta, che lì non c'è il rispetto, perché io vedo macchine di persone che purtroppo non è il giovane di 20 anni, di 15 anni, ma il signore di 45, il mio collega, il mio coetaneo, che è il primo a mancare di rispetto. Delle volte al Sveglia Veneti, professore, mi chiama qualche anziana, qualche signora e mi dice io sono proprio amareggiata di questi ragazzi perché anche nei mezzi pubblici non ti lasciano spazio, sono seduti, fai fatica a farli alzare, perché questa mancanza di rispetto? È questo che chiedono i nostri anziani. Non dobbiamo forse rispettare un po' questi anziani, professoressa, far capire a questi ragazzi che devono alzarsi quando c'è un anziano vicino a loro che magari ha anche dei problemi? Come si fa a non alzarsi? Ma cosa passa per la testa in quel momento che vedono l'anziano in difficoltà? Professore... No, non mi viene in mente perché non è l'anziano appartiene ad un'epoca che è oltre 70 anni, in mezzo c'è il cinquantenne, il quarantenne e il trentenne, prima di arrivare al ragazzo di 15 anni. Spesso siamo noi di questa fascia d'età che non diamo l'esempio, facendo capire, tolgo il cellulare dalle mani, mi calzo, vedo che si siede a posto mio. Se io facessi questo a 40 anni, a 50 anni, probabilmente anche mio figlio o mio nipote o l'allievo riuscirebbe a fare questo. L'esempio? L'esempio, il ponte che c'è tra chi ha vissuto in un certo clima educativo oppure di rispetto di una regola, non è il ragazzo che da 80 anni si arriva a essere comunicativo con quello di 15 anni, è in mezzo, siamo noi, una generazione un pochettino più... È d'accordo, professoressa? Guardi, c'è un bellissimo scritto di Socrate che delinea la gioventù come ha appena descritto lei. In sostanza, dopo un po' di anni, siamo punto e a capo. Alcune situazioni si ripropongono alla stessa maniera. Chiaro, c'è sempre qualche novità, nel nostro caso abbiamo questo sviluppo digitale, questa assoluta e continua connessione e quindi i ragazzi vivono più una vita digitale che una vita vera, quindi magari mi viene da pensare che non cedono il posto perché semplicemente l'anziano manco lo vedono, cioè sono talmente presi dal loro mondo virtuale, dalle loro amicizie virtuali che qualche volta perdono di vista il contingente. La realtà. La realtà. In alcuni casi sono semplicemente maleducati e quindi mi trovo d'accordo con Socrate seppur qualche migliaio di anni dopo. In altri casi sono, tra virgolette, avulsi dal reale. Ma non è che forse li lasciamo troppo fare i maleducati? Perché se a me capita, in un mezzo di trasporto che mi trovo questo ragazzo che non si alza, io sono convinta che la mia mano parte, ma parte tranquillamente, perché così sono fatta, così, perché io ti guardo, capisci che c'è questo anziano in difficoltà, tu non ti alzi, magari con questo sguardo che altri io li ho provati, per quello posso parlare, ecco, con questo sguardo un po' beffardo, che è come una sfida che stanno facendo in quel momento, la mia mano parte, un bel ceffone dato bene, forse qualche volta, so qualcuno dirà no, guai, assolutamente, però i nostri anziani poveretti hanno cresciuto 7, 8, 10 figli anche con qualche ceffone, nessuno è andato dai carabinieri o dall'avvocato a dire difendemi o a scuola perché il professore mi ha fatto qualcosa, mi ha preso il cellulare, non si può prendere il cellulare, non va troppo bene, siamo diventati un po' troppo buonisti, professoressa. Guardi, le racconto un aneddoto. Poco tempo fa ho portato mia figlia al liceo, lei fa
le scuole, fa quelle scuole, e ho accostato con l'auto, lei è scesa, passa un ragazzino e sputa e becca la mia macchina, la portiera per terra. Avrei potuto accendere e spostarmi, sono scesa. E 2 paroline gliele ho dette. Bravissima. Inizialmente mi ha affrontata, come diceva lei, con un tono sfida. poco rispettoso, però nel mio caso gli ho detto: scusa, sono dirigente di tal scuola. Allora è tornato. Quindi i ragazzi forse un senso di rispetto per l'autorità ancora ce l'hanno, però bisogna pressarli, Sì. bisogna fargli notare quando stanno sbagliando, Ma assolutamente. ma non con una pacchetta concordo sulle spalle, ma con un'azione profonda di riflessione. Vi racconto un altro aneddoto. Sto correndo in bicicletta per andare alla casa di riposo degli anziani, sono 3 ragazzini con la bicicletta in mezzo, io non passo, suono il campanello, non si spostano, dico: scusa, dovrei passare? E chi se ne frega, mi risponde. Ecco. Prendo la bicicletta, sono scesa la sua, gliel'ho buttata nel giardino dall'altra parte, ho detto: adesso sei spostata, adesso vai a prenderti la bicicletta. La casa era tutta chiusa e lui mi ha guardato come dire: cosa hai fatto questa? Ecco. Perché bisogna dare l'esempio, cioè loro non possono pretendere di fare sempre quello che vogliono dappertutto e con tutti, bisogna mettere i paletti. Però se mi permetti, però io volevo dire Dai, questo. Marco. Allora, l'esempio dello scaraventare, visto che tu sei bella, una bella donna rossa, può passare inosservato, però non è la misura giusta. Esatto. La misura giusta dell'esempio è quello di capire che a monte il ragazzo che lascia la bicicletta in quel contesto senza rispettare gli spazi di passaggio, e perché lo stesso ragazzo che in casa magari quando si spoglia butta il pigiama di là, la mutandina di là, la coperta di là, e la mamma, poverino, il papà di turno raccolgono senza far capire il senso dell'ordine. Sì, ma la risposta, vedi, professor Marco Valletta, che mi ha: chi se ne frega di te? Questo non l'ho accettato. Ma perché è un fatto a monte, perché noi iniziamo la scuola alberghiera, io dico: i nostri ragazzi a 15 anni vanno in alternanza scuola-lavoro, vanno per 5 settimane a lavorare, allora loro pretendono di trovare la casa, la stanza dove vanno a dormire fuori casa, che sia con la servitù, tra virgolette, familiare a casa, ma se io non imparo a piegare la mia divisa, a mettere a posto il mio spazio, e il mio spazio vitale è questo, come posso condividere una camera di... Il ragazzo ha 14 anni, 15 anni, non potrà dire me ne frego, ma a monte in casa occorre quella coerenza del rispetto degli spazi della cosa pubblica. Io sono molto, ci credo tantissimo sul fatto che l'efficacia di una coerenza educativa sia importantissima, perché questo è il vero esempio. Ma se tu ti comporti male e io questa volta genitore o docente, vabbè, per questa volta faccio finta di niente, esatto. è chiaro che ho perso di credibilità. Sì. Io devo essere coerente, perché nel principio della coerenza io ti dimostro col mio esempio che quel comportamento è vincente, non l'altro, perché mi potrebbe trovare qualcuno: tu mi hai buttato via la bicicletta per strada, e un altro mi potrebbe sparare le gambe. Ecco, Allora questo è il meccanismo che non funziona. Esatto. Allora io a monte devo pensare che mio figlio, il mio ragazzo, il mio allievo possa rispettare la sua dimensione, ma con gli esempi. E guardiamo per esempio gli esempi stupidi del ritardo scolastico, no? La prima cosa che fa il ragazzo dice: perché io devo venire in orario quando il docente arriva 5 minuti dopo? Hai capito? E noi siamo fregati così. Cosa vuoi andare a dire? Sii puntuale, in virtù di che cosa? In virtù di un esempio: io devo entrare 5 minuti prima a scuola e io mi posso permettere il lusso, tu perché sei in ritardo? Sono dei dettagli piccoli, Però che fanno capire- però sono fondamentali. E se la mamma dice torna a casa alle 10 o alle 11 a mezzanotte e il figlio torna un'ora e mezza dopo, non funziona la regola, non può passare inosservato, perché la regola è una, possiamo contrattarla. Possiamo con un patto di corresponsabilità rimodulare: dai mamma, mezz'ora dopo, d'accordo, mi fa piacere, però il rispetto della regola va fatto dai piccoli gesti. Le regole, e allora noi continuiamo con gli esempi della solidarietà. Lignano in fiore. Siamo con Luigino Sbrizzi, referente importante di Lignano in Fiore, ma di questa associazione, guardate, e cosa ci dice? L'AGMEN è l'associazione che si occupa di bambini malati di tumore della nostra regione Friuli Venezia Giulia, e non solo del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo bambini adesso in cura addirittura dall'Afghanistan, dalla Tunisia,
per cui è un centro ormai internazionale e ci occupiamo chiaramente dei bambini malati di tumore. E questo periodo è un periodo abbastanza nero perché abbiamo parecchi bambini ammalati, ma grazie a Lignano in Fiori, grazie alle varie manifestazioni che ci sono a livello regionale, riusciamo a far fronte ai problemi delle famiglie in modo particolare. Luigino Sbrizzi, cosa vuol dire per lei solidarietà? È un termine fondamentale. Qui a Lignano in Fiore è una manifestazione di volontariato, come l'AGME è volontariato, ONLUS entrambi, e la solidarietà ha una base dentro il cuore, io direi, senza l'emozione del cuore di fare le cose con il cuore e con le mani, no? Non si va lontano, la solidarietà è tutto, è tutto. Qui abbiamo uno stand molto importante, un gazebo importantissimo, siamo con Lenis della Sogit di Lignano. Cosa vuol dire per lei questi giorni, cosa vogliono dire per lei questi giorni importanti? Solidarietà ma anche prevenzione. Esatto, prevenzione, noi facciamo prevenzione col defibrillatore che abbiamo qui, in posizione qua, dopo noi facciamo prevenzione anche di rianimazione cardiopolmonare, disostruzione delle vie aeree e assistenza sanitaria. Grazie. Adesso siamo con Virginia. Virginia, cosa vuol dire prevenire? Quanto importante è la prevenzione? È fondamentale, quindi questa è una delle basi del nostro stare bene, quindi noi siamo qui per imparare questo, per aiutare a questo. Molte volte succedono dei fatti veramente drammatici proprio perché non c'è il defibrillatore. Quanto importante è anche su manifestazioni di questo genere, che raggruppano tantissime persone, avere il defibrillatore a disposizione? È fondamentale. Questo non... Perciò lo dica a qualcuno che non ha ancora. È fondamentale che ci sia il defibrillatore a disposizione della pubblica utilità, del pubblico, della popolazione. E anche questo vuol dire sicurezza delle persone. Certo, sicurezza, prevenzione, sicurezza, è questo, siamo esseri umani e sempre volontari. Certo, sempre volontari. Siamo con Bruno Tamos, Fotocine Club. Cosa succede qui dentro questa mattina? E abbiamo l'esposizione come ogni anno, il tema è l'acqua e tutti i soci, me compreso, abbiamo presentato le foto secondo il nostro giudizio e la nostra interpretazione sull'acqua. Cosa vuol dire acqua pulita per Bruno Tamos? L'acqua pulita significa incontaminata, dovrebbe significare. Oggi è un po' difficile trovarla. Purtroppo, dico io. Purtroppo sì. Però se l'uomo vuole ci arriva a pulire l'acqua. Basta pensare che le fonti di alta montagna sono acqua pulita perché non ci arriva l'uomo. Esatto, la natura da sola si protegge. Sì. Dobbiamo ascoltare più la natura. Purtroppo allora, noi ci roviniamo con le nostre mani. Presidente, siamo con una volontaria che si chiama Luigina. Luigina, cosa vuol dire solidarietà e vendere questi bellissimi fiori per aiutare qualcuno? Allora, vendere questi bei fiori per aiutare qualcuno vuol dire avere il cuore in pace, perché la solidarietà fa sempre molto e molto bene. Bravissima, Presidente. Chi la fa? Cosa aggiungiamo? Queste bellissime parole. Assolutamente non c'è da aggiungere nulla, io voglio solo dire che qui vendiamo i fiori, sono i nostri fiori, sia le signore che comunque curano questo gazebo, questo chiosco, e anche insomma i fiori bellissimi che mettiamo a disposizione. Tutto ricavato, anche questo poi andrà per i nostri progetti, e anche loro instancabilmente lavorano da un mese per preparare per tutta poi la manifestazione, ed è veramente un grande lavoro che fanno, che io ringrazio qui davanti a tutti. E anch'io dico grazie, perché ai volontari va sempre detto grazie, perché lavorano in silenzio e danno veramente tanto. Grazie, grazie. Viola, cosa vuol dire per te solidarietà, la parola solidarietà? Aiutare le persone che hanno bisogno. E secondo te è giusto aiutare le persone? Sì. Fai distinzione di persone o per te sono tutte uguali? Per me sono tutte uguali, non cambia. E da oggi vedere tutta questa gente, questo mondo di solidarietà, per te cosa vuol dire, Viola, con questo bellissimo nome?
A me piace un sacco Vieni Fiore perché aiutiamo le persone, anche gli stand, i soldi della pesca vanno ai bambini che hanno bisogno, quindi è molto bello. Allora, Presidente, tante associazioni, tanto volontariato, tante persone che dicono io sto bene quando ritorno a casa, i bambini che dicono io ho piacere che il mio ambiente sia pulito, cerco di migliorarlo, anch'io hanno idee molto chiare. Cosa aggiunge? Posso riagganciarmi un po' al professore e alla dottoressa perché è un argomento che mi coinvolge parecchio questo, perché nelle mie quotidianità lo vivo, insomma, ecco. Cioè, non dimentichiamoci che prima di tutto per un insegnante, per un'editrice scolastica ha il doppio ruolo, Certo. sì, genitore e anche istruzione, per cui non è facile, non è facile. Doppio esempio. Doppio esempio, ecco, non dimentichiamoci questo, no? Concordo quello che ha detto quel professore Marco, che veramente mi è piaciuto quello che ha detto, perché noi siamo pochi ad esempio. E io l'ho scritto su un libro che abbiamo perso 2 generazioni ad esempio. Quelli che oggi, quelli che avevano qualche anno fa i 35 anni, che oggi ne hanno i 50. Abbiamo perso 2 generazioni ad esempio. Ci siamo adagiati sugli allori dei sacrifici dei nostri vecchi, no? Troppo adagiati. Sì, e dico questo, che noi siamo su una città che è diventata egocentrista. Siamo belli solo quando ci guardiamo allo specchio e difficilmente vogliamo metterci in gioco col sacrificio per fare un buon gesto di chi ci circonda. Ed è difficile educare, ma se noi coltiviamo l'educazione nel suo nascere, diventa più facile. È che noi quando aspettiamo troppo ci troviamo delle cose fatte e non riusciamo più a cambiarle. Sì. Dobbiamo fare quel salto in più per permetterci di fare questo. Professoressa, è d'accordo su quello che ha detto il Presidente? Sì, sull'educazione sin da piccoli mi trovo assolutamente concorde. Facciamo un esempio all'infanzia, i bimbi, avete giocato, prima di uscire riordinate tutto. Io sarei addirittura favorevole alla pulizia della propria classe, come avviene in Cina. Da noi non si può fare, perché se proponi in una scuola primaria o in una scuola media, perché io sono anche reggente in un primo ciclo, i bimbi prima di andare a casa devono pulire e riordinare, come minimo i genitori ti sparano, come minimo. Ma la riterrei un'azione utilissima, una al benessere collettivo. Qui abbiamo sporcato tutti insieme, riordiniamo tutti insieme. Ed è un momento anche per fare coesione. Perché non è un momento didattico in cui uno sta seduto e ascolta e realizza in autonomia il suo compito, ma la pulizia di un ambiente per forza di cose deve essere fatta scendendo a compromessi con gli altri. Ma perché siamo diventati così difficili, professoressa? Lei sta dicendo una cosa, chi è che non può condividere quello che ha detto? Però lei ci sta anche dicendo, ma se arriva a casa quel ragazzo che dice mamma mi ha dato la scopa in mano per pulire per terra, succede il finimondo. Esatto. Ma non è colpa del ragazzo, è no, colpa sempre delle famiglie. Ecco il patto di corresponsabilità. Noi siamo riusciti nel tempo, io sono al Mafioli circa da 6 anni, da un paio d'anni sono reggente di questo istituto comprensivo, e quando dobbiamo sanzionare un ragazzo, piuttosto che sospenderlo e lasciarlo a casa a guardare la televisione, viene a scuola e lavora. Bravissimo. Va in alternanza scuola-lavoro e fa disastri, non è che rimane lì e la preside giustifica il comportamento scorretto dicendo che il poveretto in quell'occasione un po' non si è capito. No, no, il poveretto torna a scuola e l'alternanza la finisce in plonge a lavare piatti, che ai genitori piaccia o no. Ma questa è una linea della nostra scuola, perché noi siamo, e condividiamo con lei, favorevoli alle regole. Cioè i ragazzi devono imparare, ma devono imparare guardando al nostro messaggio, e non si può essere buonisti, non si può far passare tutto come beh poverino è piccolo, poi imparerà e crescerà. Si deve cominciare da subito, e quando i ragazzi hanno capito che tu sei di questo orientamento e che i genitori a casa appoggiano questo orientamento,
ecco che il fuscello cresce ben dritto. La schiena è bella dritta. Sì. Sofia, ti ritrovi in quello che hanno detto i professori? Saresti disposta a pulire la scuola con i tuoi compagni oppure a casa magari storcerebbero il naso? Cosa dici? Sinceramente non avevo mai sentito questa cosa di punire lo studente. Hai visto oggi? Hai sentito stasera? Hai sentito qualcosa di nuovo? Sì. Ma sei d'accordo? Saresti d'accordo? Insomma? Ecco. Non saprei, No, avete perché capito? credo che se il giovane viene punito in questo modo, dentro lui può nascere, diciamo, una rabbia nel confronto dell'adulto, può essere. Come si chiama la ragazza? Scusami. Sofia. Sofia, è un bellissimo nome, no? Allora, io ti voglio dire una cosa e la faccio con la pesantezza del vecchio di 50 anni, però io sostengo questo. I ragazzi devono comprendere che insieme, se la mia aula io la trovo pulita e la vivo con pulizia e la lascio pulita, è il beneficio che questo mondo pulito sarà anche trasportato fuori alla stazione dell'autobus piuttosto che nel treno e non avremo bisogno della famosa ragazza scandinava che viene da noi a dirci abbiamo cura e pulizia del mondo intero. Il mondo intero si pulisce dalle microcomunità. Allora, se la microcomunità è la tua stanza di casa e tu metti in ordine, qualcuno ti insegna a mettere in ordine, quest'ordine tu poi contagerai la tua compagna di classe, la tua collega di lavoro e questi sono gli esempi. Non è la punizione. La punizione deve essere vista, è chiaro, che se tu commetti qualcosa sarebbe molto più facile per la scuola dire beh, state a casa, arrangiati. No, tu vieni a scuola, ritorni, perdi un'opportunità di informazione e formazione e ti dedichi a fare qualcosa per recuperare un tuo errore. Esatto. Allora, se noi adulti riusciamo a spiegare questo facendotelo capire, allora è chiaro che siamo vincenti. Ma se noi siamo tu hai sbagliato e paghi, no, non funziona. Noi siamo per la riabilitazione in virtù di un errore. Una cosa che manca, mi permetti di dire questa cosa che a me sta a cuore. No, perché adesso la mia dirigente, no, perché poi lei effettivamente a scuola spesso condividiamo delle scelte, anche scontrandoci su delle cose, ma poi ottime scelte, no, ma l'obiettivo è questo. Allora, una cosa, parlavamo prima di coerenza degli adulti, e perché non possiamo parlare anche, al di là del rispetto delle regole, ma semplicemente anche della cultura della denuncia? Quello che è successo, tu citavi prima il caso giù, che è successo, che a me ha ferito moltissimo, la cultura della denuncia. Se io vedo un'azione illegale, un comportamento scorretto, non posso far finta di niente, come se la cosa non mi guardasse. Io devo imparare a denunciare. Se un ragazzo ha buttato la carta per terra e io dico guarda, è buttata per terra, non farlo, prendi su e buttala via, e queste per le denunce anche più forti. Quello che succede nel mondo della scuola è che a volte succedono delle situazioni difficilissime, anche rischiando il penale, perché non c'è la cultura della denuncia. Ma questa cultura della denuncia è indispensabile, fa parte di una cultura di civiltà. Io vedo qualcosa che non va, non posso colludermi con quel comportamento stando zitto. Scusa la mia, ma è una cosa che a me sta a cuore. Io ho invitato voi Capisce? proprio perché dobbiamo cominciare a parlare, a discutere anche tra di noi su quello che è il metodo migliore per insegnare a questi ragazzi, per fortuna che non sono tutti ragazzi, però una strada più giusta. Prossimo servizio, Lignano in Fiore. Poi se posso fare un intervento. Gastronomia, altro chiosco, altro volontariato? Esatto, questo è un altro chiosco gestito sempre dai volontari. Qui abbiamo deciso di dare un'offerta alternativa alla costa e alla polenta, alla carne, insomma, e questo si chiama chiosco vegetariano. Qua sono tutti piatti dove non c'è la carne, è un'offerta insomma alternativa alla carne. Profumo di pesce. Ecco, questo è un altro chiosco, qui l'offerta è di pesce, giustamente siamo al mare, qui sono i pescatori che curano questo chiosco e c'è un'offerta appunto di pesce, sempre con il ricavato che poi va a sostenere i nostri progetti. Presidente, la festa delle cappe a Lignano con i pescatori ha raccolto una cifra veramente consistente. Sì, è una grande manifestazione e sì, è vero, raccolgono cifre consistenti che poi anche loro a loro volta danno a sostegno di progetti che si vanno a decidere poi nell'arco dell'anno. Altra situazione gastronomica, un profumo meraviglioso di salsicce, di pollo. Cosa sta succedendo?
Questa è la nostra grande cucina, qua c'è il lavoro grosso, diciamo. Qui abbiamo 40 cuochi, grigliatori di Pertegada che ogni anno si dedicano a Lignano in Fiore e fanno questa meravigliosa carne. E poi ci sono tutte le signore, insomma ci sono più di 30 volontari che poi aiutano in cucina, fanno la distribuzione eccetera. Diciamo che qui è il clou, il ricavato più grosso viene fuori da questa cucina. Perché la gente mangia. La gente ha piacere di mangiare ancora la carne, c'è ancora che qualcuno mangia volentieri la carne, per cui insomma questo per noi è un grande, poi comunque riceviamo sempre complimenti per la cottura eccetera, anche perché la facciamo al momento, siamo molto attenti, quindi per noi è un orgoglio anche questa cucina, insomma questa proposta. Siamo con Riccardo, fumo ma profumo meraviglioso. Cosa vuol dire per Riccardo solidarietà? Fare del bene agli altri, dare qualcosa agli altri senza aspettare nulla in cambio. Dicono che ci sono troppi pochi giovani, tu cosa vuoi dire Riccardo? Siamo pochi ma buoni, dai. Grazie Riccardo, buon lavoro ragazzi, ciao! Buon lavoro ragazzi, veramente, a tutti i volontari in generale, io dico veramente questa sera buon lavoro e bravi, bravi, bravi. Allora, vedendo queste immagini, questa chiusura che abbiamo fatto di Lignano in Fiore, cosa dire? Devo riagganciarmi al discorso... Dove vuole, si agganci dove vuole. Innanzitutto rispetto ai problemi della scuola e delle famiglie che i ragazzi ci stanno perché ci devono stare, nel mondo del volontariato vengono volontariamente, quindi magari accoglie una parte di ragazzi che sono motivati da motivazioni personali diverse, spinti probabilmente dall'esempio dei genitori o semplicemente perché si vogliono avvicinare. Come Lignano in Fiore abbiamo da sempre cercato di fare dibattiti, incontri con personalità che cercano di capire più di quello che noi siamo in grado di fare, il mondo giovanile che, come abbiamo ben capito, è abbastanza complesso e soprattutto nella realtà odierna, come dicevamo prima, i social media e tutto l'evolversi vertiginoso di tutte queste notizie che rimbalzano crea sia esempi positivi che esempi negativi, pertanto sì, ritengo che il mondo della scuola e la famiglia abbiano l'onere maggiore nel gestire queste situazioni e nel mettere in atto le azioni per cercare di mitigare o di creare il benessere maggiore per questi ragazzi in modo che possano svilupparsi nella maniera corretta. E accanto a questo ci stanno le associazioni di volontariato, ci sta la comunità, ci stanno le istituzioni, le sinergie, come dicevamo prima, dovranno essere più coese e magari più indirizzate nell'obiettivo finale. Soprattutto fare squadra. Esatto. Saltorato. So che lei doveva dire qualcosa, ha alzato la mano, anch'io ci sono. Ma allora vorrei dire una cosa, che quando arriviamo alla denuncia vuol dire che qualcosa abbiamo fallito prima di tutto, perché la denuncia è... la denuncia in senso ampio. Non dico che quello che hai detto è sbagliato, io dico che tutti assieme dobbiamo domandarci... Prevenire la denuncia. Certo. Sì. Allora, muoverci prima di riuscire a fare questo. Poi io porto due esempi che incontro anche per difendere lei, che è qui che suona e che si impegnano. Sofia, difendere lei perché noi in questo contesto di festa d'Ottava di Pasqua siamo arrivati alla 9ª edizione di un premio letterario nazionale, Tu, io, il mondo impossibili, dove siamo i primi in Italia ad avere una giuria giovani, che quest'anno era il liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Treviso, che ovviamente ci confrontiamo con la dirigente scolastica, e vi garantisco che i ragazzi di 17 anni, cioè coetanei su di lei, hanno una qualità... E partecipano. Hanno una qualità e un'intelligenza che anche la giuria adulti nel tempo ha riconosciuto che va oltre. Poi finisco solo perché poi tornando diciamo alla condivisione che diceva la dottoressa, che bisogna educare da piccoli, mi trova d'accordo perché se lei ha visto nelle nostre piccole attività di stand come propone Lignano,
noi in sacrificio per carità, ma educazione e sacrificio. Noi facciamo partecipare bambini di 7, 8, 9, 10 anni che facciamo fare in maniera ordinata e gestita dagli adulti con responsabilità dei gesti semplici, ma che sono quei piccoli gesti che iniziano a formare il bambino a qual è un rispetto, una responsabilità. E abbiamo visto i compattatori, i genitori con ragazzino che insegnavano a distruggere la bottiglia di plastica, e questo ragazzino, avete visto, queste sono immagini, dovete stare attenti, era molto attento a quello che stava insegnando il genitore, il papà o la mamma. Il bambino è attento quando apprende, è inutile dire siamo noi che sbagliamo, come che diceva Valletta. Prego. E soprattutto le garantisco, se le chiede dove hanno messo i tefolini non ce n'hanno nemmeno uno, perché il genitore in quei contesti, cioè l'adulto in quei contesti, offre una diversità. Invece io che mi muovo, mi piace vivere la famiglia, e lo vedete anche voi comunque, quando siamo fuori a mangiare una pizza, quando siamo in compagnia con degli amici, quando, gli dice al bambino prendi qua e gioca. Prendi qua e gioca, gli dici, sempre. Invece noi, proprio per scelta ragionata, come fanno a Lignano, cerchiamo di inventare qualcosa che attraverso il bambino educhi il genitore a fare il genitore. Esatto. Perché questo noi facciamo. Infatti io gioco con te. Io gioco con te e si pensi che io gioco con te da 4 anni, che ho fatto l'anniversario di 10 anni, io gioco con te, da 4 anni abbiamo promosso mamma e papà, proviamo, nel senso che attraverso un'adesione di un bambino di 6 anni costringiamo perché un'intera giornata uno dei genitori rimanga in festa insieme al bambino, lo costringiamo a stare insieme una giornata intera. Lo costringiamo, ha detto Sartorato. Lo costringiamo, brutta parola, lo costringiamo. Ma è la verità, è la perché verità. se non lo costringiamo lui fa un'altra cosa. Certo. Prossimo servizio. Ciao Michele. Ciao. Ciao. Come stai? Dai, benino, sto cercando di andare avanti un po' meglio, sì. Allora, si va avanti. Michele è un uomo con tanti problemi, molti problemi di salute, molti, e anche problemi molto grossi. Però si comporta molto bene, molto bravo, ha una famiglia che deve assolutamente, con una bambina meravigliosa. Sì. Però non ce la fa, viene al banco e naturalmente chiede aiuto perché da solo non ce la fa. Qua ho trovato, innanzitutto grazie, perché vengo qua al banco trovo molte cose e sono anche trattato bene dalle persone, specialmente a Mirella anche mi mette via le scarpe perché io ho le scarpe con numero grande. Da mangiare c'è, per cui riesco a trovare anche una motivazione in più per la vita, perché è importante questa cosa qua, perché sentirsi soli è brutto, invece trovi qualcuno che ti sostiene, ti dà una mano e sempre il sorriso in bocca, perché la Mirella ha sempre il sorriso in bocca, fa molto piacere. Ascolta Michele, cosa è successo nella tua vita? All'improvviso una bella famiglia? Una bella famiglia, tutto crollato, io purtroppo mi sono ammalato e questa malattia mi sta portando via praticamente le forze dalle gambe e le braccia e non ho più potuto lavorare. Quanto alto sei Michele? 1,98. È un uomo enorme, è proprio un gran uomo, è anche bello, anche un bel. E anche Michela è bella, vero? Grazie. E anche tua figlia è bellissima. La Giulia, sì, Giulia è un amore. E all'improvviso è scoppiato. Mi è scoppiato a finimondo perché io ho perso il lavoro. La Michela non riusciva a lavorare, la bambina purtroppo ha avuto dei problemi molto grossi, ci vogliono soldini per le medicine, per queste cose qua, bisogna starsi dietro. Quanto costa chiedere aiuto? Costa anche tanto perché a volte ti senti, non so, io sono una persona umile, a volte mi vergogno un po' a chiedere le cose,
Però d'altra parte da quando sono venuto qua ho detto no, è bello. Cioè, cos'è per te anche... il banco solidale, Michele? Beh, guarda, è anche una mia piccola famiglia, perché vengo qua, trovo i libri perché a me piace tanto leggere, trovo un po' di vestiti. E trovi Elvira che ti dice parole, ce lo dovete comprare. Sì, i vestiti che addosso li ho presi tutti qua. Una grande famiglia. Siamo una grande famiglia, Michele, non una piccola famiglia. Avete sentito la nostra tesoriera? Una grassa una, eh? Allora, Michele, oggi c'è una sorpresa che tu non sai. Aspetta. Allora, Michele, chiudi gli occhi. Tieni. Apri gli occhi. Questo è l'assegno per te, Michele, per darti un po' di sollievo, un po' di respiro. Madonna. Cosa vuoi dire, Michele? Te l'aspettavi? Del uovo di Pasqua? Piangere. Da piangere? Un uomo che piange, dai! Mi sono emozionato. Bellissimo, è un grande aiuto. Veramente è un grande aiuto di molte cose. Scusate l'emozione. Grazie Mirella, grazie. Io so che questo assegno ti serviva perché hai questa bambina, hai Michela, hai una famiglia e devi assolutamente pensare anche a loro, anche se la malattia ti impedisce delle volte di dare quello che vorresti dare, però noi cerchiamo di aiutare anche in questo. Adesso speriamo che arrivi questo reddito di cittadinanza, speriamo che arrivi qualcosa in più per farvi respirare. Cosa vuol dire? Di a quelli che ti stanno guardando cosa vuol dire respirare anche con un assegno, perché qualcuno dice vuol dire sentirsi di poter fare qualcosa per la famiglia, di sentirmi bene anche con me stesso, perché dico posso fare qualcosa. È importante secondo me questo, fare qualcosa per la famiglia, cioè. Life being what it is, we all dream of revenge. Open your eyes for a second, just to roll them at me. I stared straight into the sun, something to concentrate on. Tanti anni di assegni, tanti anni di sofferenze. Io mi emoziono ogni volta, vedo questa povera gente, questa gente che non ha fatto niente di male, la sfortuna purtroppo, la malattia, perdere il lavoro, perdere la dignità. Ecco, il banco solidale che ridà un po' di dignità non sono parole studiate, sono parole che vengono dal cuore di Michele, che capisce l'importanza di non sentirsi più solo, di avere qualcuno, dottoressa, di avere qualcuno che lo ascolta, che gli dà una mano, un libro, un paio di scarpe, un vestito, 2 soldini. Avete visto questo assegno come l'ha guardato, come avesse il mondo. Cosa vuole dire a Michele che la sta guardando, professoressa? No, io gli auguro veramente di risolvere i suoi problemi, perché credo che con la malattia sia una lotta impari. Spesso non si hanno difese, per cui bisogna affrontare e vivere la giornata sperando che poi in qualche maniera si risolva, e la mancanza poi di lavoro aggrava il tutto. Quindi noi ci troviamo di fronte a famiglie che arrivano e che ci chiedono un aiuto. L'anno scorso avevamo un ragazzino che non mangiava, ce ne siamo accorti noi a scuola, quindi siamo riusciti in qualche maniera a provvedere, ma ci sono veramente tanti casi. Avete sentito? Tanti casi, e spesso io mi ritrovo in quello che ha detto il signore. Michele. Sì, diceva c'è questa mancanza di coraggio quasi, perché ci si vergogna, a chiedere aiuto, e quindi bisognerebbe che noi avessimo queste famose antennine sociali per riuscire ad aiutare le persone prima che arrivino a chiederci di. Però invece non lo fanno e sono costretti, a un certo momento devono pur chiedere aiuto. E per fortuna che ho queste sentinelle che mi segnalano questi casi. Pensate quanto importanti sono, ecco, questo vicinato che mi telefona, che mi dice guarda Mirella che sarebbe questo, c'è quello da aiutare, guarda che è in forte difficoltà. Allora io parto, chiamo, vedo, mi confronto con i sindaci, con gli assessori,
e poi quando non arriva l'amministrazione arriviamo noi con qualcosina però che li fa rispettare. Marco Valletta. Questo è il senso della cultura della denuncia, no? Esatto. Il denunciare il disagio. Allora io dico sempre che molti anni fa nella scuola, quando ci fu l'intervento del CIC, no? L'occasione per confermare la disponibilità a comprendersi, era l'idea di vivere una scuola nell'agio, no? Parliamo di oltre 25 anni fa, quando i primi tentativi di riforma, dove la scuola era vista come un momento sociale. Allora dico, la cultura della denuncia in senso ampio, non in maniera diciamo così coercitiva, ma di dire se io vedo e scopro e sono sensibile, ho le sentinelle che mi dicono che c'è un disagio, io devo intervenire. E guardate, dove c'è comunità è più facile scoprire il disagio e quindi intervenire con l'agio. E quando c'è l'individualismo che non c'è, allora bravissima, e che soprattutto non ti permette di costruire la cultura della diversità in senso ampio. Allora, se noi ragionassimo che nella piccola casa, in classe ci sono 20 ragazzi, 25 ragazzi che si incontrano, non tutti hanno le stesse opportunità, ma non solo opportunità di apprendimento, sono anche opportunità di capacità di vivere, e allora ci sono per fortuna delle sentinelle che ti danno una mano. Allora io dico sempre, se noi aprissimo un pochettino più gli occhi, più le orecchie, più il cuore, e avessimo la capacità di denunciare le cose che non vanno, comprenderle, al disagio sostituire l'agio. E l'agio poi ti fa capire che chiedere aiuto non è poco dignitoso. Chiedere aiuto significa ho bisogno, datemi una mano, perché io posso essere salvato, no? Così come io mi incontro a te, ti do una mano e si può fare. E la scuola è una sorta di palestra che potrebbe aiutare. Purtroppo si perde quando non c'è la cultura diciamo così, della trasparenza, la cultura della civiltà. Da poco è intervenuto dirigente, no? L'intervento dell'educazione civica dalle prime classi. Che io no? condivido. Sì, io però condivido. deve essere c'è il dirigente generale che lei conosce, il presidente dell'ANP, no? Giannelli, che ha detto una cosa che mi ha colpito per radio, ha detto che in effetti la cultura più grande di un'innovazione di inserire l'educazione civica non è la conoscenza semplice e mera di una disciplina di diritto, ma la cultura civica è tenere pulita la mia aula, coprire il mio banco, sapere come io, se tu hai bisogno, quando hai bisogno ti presto la penna, quando io esco fuori. Allora, un senso civico che non è vista come una disciplina, ma come un modus vivendi. Io vivo perché capisco questo. Chissà se riusciamo poi chissà, no? Incrociamo le dita. Dirigente? Sì, ci riusciremo? E portare i ragazzi che si comportano male ai banchi solidali, perché anche quando ci sono le collette alimentari che vengono fatte quasi sempre, la colletta quella nazionale dagli alpini, ci sono ragazzi. Io ho chiesto tante volte, mandatemi i ragazzi, adesso finiscono le scuole, venite al banco solidale, venite agli orti a lavorare. Oh, non ne viene uno? Non ne viene uno. Allora forse se indirizziamo, potrebbe essere un aiuto in più, perché mi sembra che vengono troppo premiati questi ragazzi quando fanno delle cose che non vanno bene. Secondo me dovrebbero lavorare un po' di più per il prossimo. Cosa dice? No, sicuramente, ma noi abbiamo in essere dei piccoli progettini. Noi intendo come scuola, perché magari io ho avuto qualche progetto per esempio con la scuola ospedaliera, quindi si va come volontari a portare un po' di sollievo ai bimbi o agli anziani. Ci sono anche delle attività che sono proprio precise in questa direzione, quindi sono strutturate con poi il reparto che ha bisogno, e poi li portiamo anche a donare, per esempio sangue all'Avis, cioè è necessario che prendano consapevolezza che se io dono oggi potrò ricevere domani, se non dono niente magari non avrò niente un domani, quindi bisogna abituarli a questo senso perché noi abbiamo sentito i bambini anche prima, che quando noi facciamo le domande loro non hanno le idee chiare, loro sanno cos'è l'ambiente, cos'è la pulizia, è che dopo crescendo, se non c'è questo anello che è la famiglia che congiunge con la scuola, si perdono. Perché basta che arrivi il capobranco sbagliato e abbiamo perso il ragazzino che era un bravo ragazzino quando aveva magari 6-7 anni. È d'accordo? Allora, i bambini non si può dire che i bambini siano buoni perché nascono buoni. Io sono assolutamente contraria a questa definizione. I bambini sono
tra virgolette buoni o come sono attenti agli altri se il contesto consente loro di imparare ad esserlo. Quindi l'influenza ce l'ha la famiglia inizialmente, se la famiglia è aperta il bambino crescerà disponibile verso gli altri, se poi troverà a scuola lo stesso principio ecco che il matrimonio è fatto. Se invece la famiglia di origine è una famiglia, come dire, un po' ristretta, nel senso che preferisce curare i propri interessi piuttosto che guardare il campo del vicino, ma non per spiare ma per aiutare, certo, allora il bambino crescerà in questo modo. Quindi i bambini naturalmente buoni no, disponibili ad accettare l'altro sì, più degli adulti, e quindi bisogna che noi li educhiamo, continuiamo a mantenerli disponibili a essere partecipi, empatici con gli altri. E allora noi vediamo e andiamo a vedere cosa i nostri orti solidali. Andiamo. Ciao grande famiglia, oggi siamo nel Parco dello Storga e andiamo a vedere il nostro orto. Ma prima io devo ringraziare tantissimo l'azienda La Padana di Paese che anche quest'anno ci ha riempito di fiori e di ortaggi. Venite a vedere. Guardate che meraviglia, queste sono tutte piantine ci hanno regalato e adesso sono al massimo della fioritura, guardate che belle. E qui siamo arrivati al nostro orto e ringraziamo ancora l'azienda La Padana perché guardate piantine che ci ha regalato. Poi sono 5 tipi di pomodori, melanzane, peperoni, cocomeri, zucchine, c'è un po' di tutto e vedete che sta nascendo le nostre piantine, abbiamo già preparato i pali anche per i pomodori e guardate una cosa bellissima, finalmente sono fioriti i carciofi, fioriti, poi hanno fatto il carciofo, sono 2 anni che li aspetto, eccoli qua, poi c'è il terreno che è meraviglioso secondo me qua, guardate anche la salvia, tutte le piantine adesso appunto che la primavera sta veramente sviluppando i loro germogli, sono bellissime. Adesso vi accompagno da un'altra parte, guardate le rose, sono bellissime, una fioritura enorme. Il nostro meraviglioso kiwi, guardate, bellissimo, sta facendo proprio l'arrampicata. Qui il nostro mitico Dino con Enzo e altri volontari hanno piantato di tutto e di più, qua guardate, i glicini, le rose, gli iris. E poi andiamo a vedere una cosa molto bella, che è la nostra uva fragola. Guardate da piantine piccolissime cosa sta nascendo, guardate, guardate, è piena, strapiena di acini, perciò per noi è una grossa soddisfazione. Guardate il tronco di questo albero, io sto aspettando l'agronomo perché vorrei capire l'età di questo albero, è una cosa meravigliosa, questo ti abbraccia, ti avvolge, è stupendo, guardate il tronco di questo albero. È una cosa commovente, chissà cosa avrà visto questo albero, che storie qui del Sant'Artemio, dove una volta erano ricoverati, dicevano in matti, dicevo, invece è una delle persone veramente eccezionali, pensate solo a Gino Rossi, uno dei tanti che citiamo, chissà cosa avrà visto questo albero, io lo adoro questo albero qua, dove la natura ci insegna il rispetto e qui in questo angolo di paradiso si capisce cos'è il rispetto per la natura, speriamo che duri. Luigi Rivaben, che ha preso il posto di Graziano Sartorato, che è sempre qui con noi anche Graziano, volontario gruppo parrocchiale Festeggiamenti Casale sul Sile. Buonasera. Lei ha assistito alla puntata, sì. Allora anche a lei, il volontariato, cosa vuol dire per lei essere volontario? Cosa potrei dire? Che io vengo da una difficoltà, per me è importante essere d'aiuto e di conforto a molta gente che hanno delle varie problematiche, e anch'io purtroppo in casa
un grosso handicap, però anche avendo in casa questo grosso handicap cerco di dare aiuto, una mano anche agli altri. Ecco, io riscontro tante volte, Luigi, che molti volontari che hanno dei grossissimi problemi riescono sempre a trovare quella mezz'ora, quell'ora, quelle 2 ore, quella mezza giornata per aiutare il prossimo. Delle volte io li guardo negli occhi, io ne ho diversi, e dico, ma cosa ti devo dire io? Ma quanto bravo sei? No Mirella, loro mi dicono, siete voi che siete bravi, perché io qua mi rilasso, faccio del bene e sto bene anch'io. E quando arrivo a casa il problema è meno grave. Riscontra questo, Luigi? È un sfogo anche, è una, come si dice, è un sfogo che ti esce assieme a questo. Per esempio noi siamo 110 volontari, quando ci troviamo in questa sala siamo tutti... ho visto ieri, bellissimo. Siamo tutti amici e ognuno dà il massimo, e poi alla sera ci si ritrova, i vari commenti. Comunque la cosa bella è di esserci in questi gruppi. Partecipare, fare aggregazione, perché in quel momento hai una famiglia che ti sta attorno, hai degli amici. Ti devi, se uno non è mai stato sul mondo del volontariato, ti avvicini un po' alla volta. C'è tanta gente che ogni anno entra sul nostro gruppo e un po' alla volta si propongono e sono felici, perché poi li vedi lavorare, si divertono. Io dico sempre che è il più bel mondo, è il più bel posto del mondo dove c'è il volontariato. E si semina qualcosa. E si semina. E poi si raccoglie. Sì, certamente si semina tanto. Con fatica. Però dopo c'è sempre qualche piccola ricompensa, magari un tempo, che non è detto quello che si semina oggi, domani ci vuole tempo per crescere. Allora, io so che la vicepresidente deve fare dei ringraziamenti di Lignano in Fiore. Lei deve ringraziare qualcuno, mi sembra, che voleva. Vorrei approfittare dell'occasione per ringraziare innanzitutto tutti i volontari, ma non solo di Lignano in Fiore, ma in generale, perché abbiamo visto stasera, Facciamo un applauso veramente meritatissimo a tutti i volontari. E anche tutte le istituzioni che sostengono il volontariato, quindi la scuola, anche noi come Lignano in Fiore facciamo dei progetti insieme alla scuola, proprio perché noi in particolare abbiamo come obiettivo la prima infanzia, quindi è un connubio naturale, ma anche le amministrazioni comunali che sostengono, come abbiamo visto il nostro assessore, sostengono attivamente le associazioni di volontariato, non solo la nostra ma tutte quelle del territorio. Perché è molto importante averli a fianco. Sì, c'è un'osmosi dare, avere, e un connubio che risulta sempre vincente. E noi ringraziamo voi per questo contributo che ci date. Professoressa, con cosa vuole dire? Lei voleva dirci qualcosa in fatto degli anziani? Sì, tornando al discorso di prima del volontariato, abbiamo un'iniziativa che tra l'altro è curata proprio dal professor Valletta, quindi lascerei a lui la parola. Vedete voi chi vuole parlare? Certo, Valletta, cosa facciamo a Natale? Allora, noi ogni Natale da molti anni, da più di 20 anni, i nostri ragazzi seguono il pranzo di Natale nelle case di riposo del territorio, ma andando anche oltre al territorio, perché arriviamo fin giù a Marostica, facciamo Castelfranco, molto ampio, proprio per far avvicinare i ragazzi che chi non ha più la possibilità di essere cliente in modo tradizionale, visto che i nostri ragazzi fanno i camerieri eccetera, si approcciano in quella giornata ad un modo diverso, e l'efficacia è che i ragazzi sono entusiasti. Quando dicevamo la cultura dell'esempio, no? Lui dice prima io ho un problema, il mio problema lo metto a disposizione degli altri per risolvere i problemi. Io dico che questo è quello che è vincente, l'esempio, educare i ragazzi a capire che l'anziano che è in casa di riposo può vivere un momento di gioia perché vede i camerieri che magari da molti anni non li vede più e gli offre il pranzo di Natale con 3 famiglie. Credo che questa sia una bella opportunità e noi lo facciamo, e anche altre cose, però questo è bello secondo me, l'esempio. E a me fa piacere di avervi ospitato questa sera, abbiamo detto tante cose, anche questa puntata è volata, queste 2 ore sono volate. Sofia, con quale canzone ci lasci questa sera? Something's Got a Hold on Me di Etta James. E allora parola a Sofia, soprattutto voce a Sofia, la voce di Sofia. Oh, sometimes I get a good feeling, and I
before, no, no. And I'm just gonna tell you right now that I believe it, I really do believe it. Something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter than when I talk. I said, oh, 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 oh. I said, baby, oh, it must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah. Oh, something's got a hold on me right now, child. Let me tell you now, I never felt like this before. Something's got a hold on me that won't let go. And I believe I'd die if I only could. I sure feel strange, but I sure feel good. I said, oh, 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 I said, baby, oh, it must be love. You know it must be love. Let me tell you now, my heart's still living. My feet feels right. Now dig it all over, cause I feel alright. I never felt like this before. Something's got a hold of me that won't let go. I never thought it could happen to me. Got me here without misery. I never thought it could be this way. The love's sure gone, but I heard it on me. I said, oh, 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 oh. I said, baby, oh, it must be love. Let me tell you now, my heart. Hey, it was like love. Hey, it could be right here. Hey, in the middle of the night. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. La voce Sofia Pozzobon, la voce di Angela a questo concorso meraviglioso. Domani mattina Sveglia Veneti, ciao, buonanotte.